Anche al comune di Comitini è stata adottata la formula incentivante alla riqualificazione urbana delle case ad €1. Nel frattempo i prezzi delle abitazioni crollano progressivamente. Ascoltiamo Antonino Cuschera dell'agenzia immobiliare Vero Affare al microfono di Gaetano Ravanà. In una recente classifica del costo a metro quadrato delle abitazioni, Agrigento è classificata al terzultimo posto. Insomma, qui le case si possono acquistare davvero con quasi nulla. Sì, qua abbiamo un eccesso di immobili rispetto alla richiesta, quindi i prezzi sono molto convenienti. Quindi persone che vogliono investire con estrema facilità riescono ad acquistare l'immobile dei loro sogni ad un prezzo molto ragionevole, quindi sia per fare investimenti sia per uso abitativo, chiunque riesce a trovare la propria occasione immobiliare. Ma è vero che nell'Agrigentino arrivano compratori da paesi anche extraeuropei? Sì, in questo momento abbiamo svariati contatti con persone da paesi europei ed extraeuropei perché sono attirati dalle case, dai prezzi delle case molto basse. Anche i paesi africani i prezzi sono più alti degli immobili che si riesce a trovare qua nelle nostre zone e in più il Made in Italy nel mondo tira sempre, quindi quando sentite dire casa in Italia per loro è sempre qualcosa di eccezionale da comprare. Con una inflazione così alta, si parla del 12 ma qualcuno dice anche del 20%, investire nell'immobile rimane forse un'arma di difesa. Sì, il mattone è sempre il mattone, sono 2000 anni insomma, che investire nel mattone porta sempre una sicurezza. Si possono avere delle oscillazioni, però il prezzo viene sempre più o meno garantito e in più se uno lo vuole può far rendere affittandolo, quindi tra i soldi dell'affitto e la sicurezza che ti dà sul valore, insomma, conviene sempre smobilitare se si ha molti capitali in banca e comprare il mattone. La fotografia di questa Italia che viene ritagliata praticamente in due, no? Mentre a Milano il mattone continua, malgrado i prezzi molto alti, continua a far gola, nel meridione, in Sicilia in particolare, un po' meno. Perché? Perché ci sono meno soldi, circolano meno soldi? Allora sì, avendo meno liquidità in banca le persone non hanno questa esigenza insomma, di investire sulla sicurezza, tanto soldi non ne hanno. Nel nord invece avendo molta liquidità in banca le persone per tutelarsi da questa inflazione orientano di fare investimenti sul mattone che essendoci pure una forte richiesta di affitti che remunerano il capitale investito, quindi sono molto incentivati ad acquistare sul mattone. Qua da noi invece la situazione è un pochettino differente. La gente compra perché i prezzi sono talmente bassi che soddisfano un'esigenza che hanno magari sempre avuto, quello di avere un immobile, un secondo immobile in montagna, al mare. E i prezzi sono molto accessibili per poterli acquistare. Per concludere, con la manovra del governo che favorisce le coppie under 35 per l'acquisto della prima casa, qualcosa si muove in provincia? Sì, ci sono tanti ragazzi che pur non avendo garanzie, quindi per poter affrontare un acquisto, con questa legge si possono permettere di acquistare anche facendosi finanziare al 100%. Quindi tu hai un piccolo lavoro con la garanzia dello Stato e pagando poi meno anche nell'atto di acquisto, c'è un certo movimento per questa tipologia di persone.